L'atroce fine di una ragazza istriana, Norma Cossetto, figlia di un podestà fascista, e l'immane tragedia dei 300.000 italiani cacciati dalle loro terre o gettati nelle foibe dalle squadracce titine nel 1943 dopo l'arresto di Mussolini e l'armistizio. Red Land Rosso Istria, film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta una delle pagine più buie della nostra storia, tenuta nascosta per decenni. Prodotto da Venice Film di Alessandro Centenaro e Rai Cinema, il film del regista Maximiliano Hernando Bruno debutterà il prossimo 8 novembre quando si terrà la prima mondiale a Roma. Tra i protagonisti Franco Nero e Geraldine Chaplin e una convincente Selene Gandini nella parte della 23enne stuprata e infoibata dai militari comunisti. Una storia, tutti potrebbero pensare, di dolore, di sofferenza per quello che le è accaduto. In realtà io sono emozionata perché ho potuto dar voce anche alla sua gioia, alla sua speranza, una luce che comunque ha continuato a brillare nonostante quello che è accaduto, nonostante quindi il dolore, la sofferenza e la morte. Non solo le terribili giornate vissute dalle famiglie italiane costrette a fuggire e spogliate di tutti i loro beni, ma anche il dramma dei molti militari italiani che dopo l'8 settembre nella Giulia, in Istria e in Dalmazia preferirono disertare perché stretti nella morsa dei tedeschi da una parte e dei titini dall'altra. A interpretare la parte di un soldato è stato l'attore Vincenzo Bocciarelli. C'è molta voglia di svelare al mondo fatti storici che purtroppo fino ad oggi non sono venuti alla luce. Soddisfatto ed emozionato a Venezia il regista Maximiliano Hernando Bruno. Essere i primi a raccontare una storia dopo quasi 80 anni da questi eventi, una storia che meritava di essere raccontata molti anni prima. Ci riempie a tutti noi di orgoglio, devo dire. Red Land, realizzato anche con il sostegno della Regione Veneto, verrà proiettato nelle sale cinematografiche in tutte le scuole. Proprio perché, ha detto tra l'altro l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, le violenze inflitte in quel periodo alle popolazioni italiane non possano essere dimenticate. Faremo in modo che nelle sale cinematografiche sia vista perché è una storia vera. Allora tante volte noi celebriamo altro da noi, questa volta è giusto che celebriamo noi fino in fondo, con grande consapevolezza, con grande senso di verità. Lunghi applausi nella sala gremita del Cinema Astra al termine dell'anteprima.